scommesse e di bordelli. Benvenuti a tutti alla puntata numero 446 di Calcio Parlando On Air, quinta stagione, in compagnia di Graziano Campi. Ci raggiungerà più tardi Daniela Madasi in collegamento dalle isole Seychelles. Partiamo quindi oggi con la rassegna stampa e andiamo a commentare quelle che sono le notizie sportive della giornata di oggi, partendo dalla Gazzetta dello Sport che titola in prima pagina: torna a casa Arrigo, invito a pranzo con mistero, proposto un ruolo nello staff del Milan. L'ex stavolta è tentato, ci dormo su una notte ma il vertice rossonero mi inibizza. Mercato, sbarca Suso, pressing su Siqueira. Suso al secolo, Jesus Fernandez Sáenz, 21 anni, alto 1,78 m, alla mancina, abituato a giocare sulla destra dell'attacco quando giocava nell'Almeria. Quest'anno al Liverpool è stato parecchio chiuso, ha giocato solamente 23 minuti in Coppa di Lega, mentre l'anno scorso con l'Almeria ha totalizzato 35 presenze con 3 gol e 9 assist. Da segnalare anche un certo caratterino, 9 gialli e un cartellino rosso. È un giocatore di 21 anni che era considerato uno dei prospetti più promettenti qualche anno fa, che purtroppo con il suo passaggio al Liverpool da giovane si è perso. Vedremo se la cura del Milan sarà in grado di rivitalizzarlo e di farlo ritornare ai fasti di quando giocava nelle giovanili dall'Almeria. Per quanto riguarda sempre la Gazzetta dello Sport, segnaliamo anche l'arrivo di Eto'o. Chi si rivede? Samp, dammi subito l'Inter. Per il camerunense un contratto di 2 anni e mezzo e la prospettiva di continuare la carriera come dirigente. L'attaccante ormai comunque stagionato. Arriva la Sampdoria che ha perso Gabbiadini e che sta cercando di portare a casa anche Luis Muriel dall'Udinese. Ricordiamo che la Sampdoria in queste ore ha finalizzato l'acquisto di Correa, l'argentino Correa, che tra l'altro, curiosità, è della stessa scuderia di Suso, MG Mundial. Per quanto riguarda sempre la Gazzetta dello Sport, segnaliamo l'accelerata Juve Zaza e Guai Vidal. Per quanto riguarda Zaza, il giocatore è richiesto all'estero, si parla soprattutto del Tottenham, che vorrebbe già il giocatore adesso, ma la Juventus ha un diritto di prelazione, quindi c'è da mettersi d'accordo con il Sassuolo per stabilire se il giocatore tornerà alla Juventus o se resterà ancora per 6 mesi in Emilia. L'ipotesi cessione all'estero è al momento remota. Segnaliamo anche la notizia relativa a Carolina Kostner, 16 mesi per lei. Ora una logica c'è, secondo la Gazzetta dello Sport, che fa sua la sentenza della giustizia sportiva con questo editoriale. Una situazione piuttosto kafkiana in cui sostanzialmente Carolina Kostner è accusata di avere protetto il proprio fidanzato. Non ci sono prove, c'è solamente un non poteva non sapere che a quanto pare ha fatto fede. Facciamo i complimenti a Elena Fanchini, Regina Cortina, dopo 9 anni e 6 operazioni vince finalmente una gara di Coppa del Mondo e porta onore a tutto il movimento sciistico italiano. Dopo 9 anni e Super Elena, titola Tutto Sport, discesa magica, dopo 9 anni e Super Elena, la Fanchini prima Cortina. Nello snowboard Martinotti e Moioli oro e bronzo. Oggi slalom uomini e a Wengen. Sempre Tutto Sport titola in prima pagina Sturaro e Juve e Inferno Vidal, praticamente 2 notizie che sono particolarmente legate, in quanto Vidal è ricoverato in ospedale per una tonsillite con febbre alta, mentre suo fratello Sandrino finisce in carcere per una rissa in Cile. Il giocatore sta attraversando un momento particolarmente difficile a livello professionale, dopo che nei giorni scorsi aveva festeggiato il matrimonio con la sua compagna e oggi invece si trova praticamente ad affrontare tutta una serie di difficoltà. Sempre in prima pagina appunto la notizia di Sturaro, che dovrebbe arrivare alla Juventus in anticipo, 21 anni, 1,82 m, del vivaio del Genoa sanremese. Era già stato acquistato dalla Juventus in estate, ma lasciato in prestito al Genoa per un'altra stagione. 5,5 milioni di euro il fisso, più 2 milioni di bonus che dovevano essere segnalati in questa stagione, ma che sono l'oggetto del contendere in questo momento. La Juventus vorrebbe anticipare il suo arrivo e non pagare parte del bonus. Successivamente dalla prossima stagione sono previsti bonus per altri 3 milioni e mezzo, quindi si tratta di un acquisto da parte della Juventus che potrebbe andare a sforare gli 11 milioni di euro. Vicinissimo l'accordo con il Genoa per portarlo subito a Torino.
Continua la caccia di Marotta al trequartista. La domanda che ci si pone in questo momento è se Sturaro arriva per sostituire Vidal visti i suoi problemi o se Sturaro è un giocatore sul quale la Juventus vuole impostare un nuovo tipo di tattica a livello offensivo. Super Pippo a ripetizione da Sacchi. Si parla ancora di Arrigo Sacchi come tutore di Pippo Inzaghi al Milan. Per quanto riguarda sempre Tutto Sport, ricordiamo la notizia Toro, contatto per lo scambio Sanchez-Migner, Lazaros Christodoulouopoulos. Sanchez-Migno è un trequartista, Lazaros Christodoulouopoulos è un giocatore trequartista che il milita in questo momento nel Verona. Continua la campagna acquisti quindi del Torino low cost, fatta di scambi e di prestiti. L'Inter è calda, Juan Jesus attacca Chiellini, il giocatore brasiliano si è lamentato per la squalifica subita a seguito di Inter-Juventus e fa notare come il giocatore della Juventus abbia esagerato nell'accentuare l'infortunio subito. Andando avanti, passiamo quindi al Corriere dello Sport che titola si compra Eto'o alla Sampdoria, Suso al Milan e Salah alla Roma come trattativa, mentre Eto'o alla Sampdoria sono definitivi assieme a Suso di cui abbiamo già parlato. Per quanto riguarda Salah si tratta di una richiesta per avere il giocatore subito. Torna Eto'o alla Samp fino al 2017, il Milan prende Suso, c'è l'accordo con il Liverpool, la Roma stringe invece per Salah, giocatore del Chelsea. Si tratta praticamente di un'operazione nella quale i giallorossi vorrebbero il prestito semplice, mentre i londinesi insistono per un prestito con diritto di riscatto piuttosto alto. Per quanto riguarda il caso di Carolina Kostner, il Corriere dello Sport risponde alla Gazzetta: Kostner stangata 16 mesi per amore, punita perché non denunciò il suo fidanzato. Sempre riguardo a Elena Fanchini show a Cortina sorprende tutti. E Garcia, mentre invece tornando a parlare di Roma, diciamo che Garcia caccia la Juve a Palermo per vincere, molti assenti, Destro e Totti in attacco, Mancini va a Empoli, l'Inter va a Empoli, Mancini aspetta il colpo, l'Inter non è ancora sazia dopo gli acquisti di Podolski e di Shaqiri, cerca un centrocampista, attesa per Mario Suarez o Lucas Leiva, si cerca un giocatore in grado di dare sostegno al centrocampo nerazzurro che potrebbe perdere nelle prossime ore anche Jan Vila, destinato a lasciare i nerazzurri perché non riesce a trovare abbastanza spazio alla corte di Mancini. Oltre a lui sappiamo che c'è già in trattativa la cessione di Pablo Daniel Osvaldo, l'attaccante che l'anno scorso era alla Juventus e che alla Juventus vorrebbe ritornare. Tuttavia registriamo un certo tipo di freddezza da parte dei dirigenti di Torino, che sono comunque sempre più concentrati sulla caccia a un trequartista e a un difensore, stanti gli infortuni delle ultime ore. E con questo la nostra rassegna stampa si conclude. Direi che possiamo andare avanti e passare un attimino la linea alla regia per poi ritornare in studio per altre notizie. Sostieni la radio che si batte ogni giorno. Non è vostra Italia, capito? Di chi è? Bentornati.
qui da Calcio Parlando on air in diretta da Radio Padania Libera. Andiamo avanti con le notizie della giornata parlando un po' di quello che è il mercato che andrà a svilupparsi nelle prossime ore. Per quanto riguarda l'Empoli, segnaliamo che è stato ufficializzato il ritorno in Toscana di Riccardo Saponara, ingaggiato in prestito dal Milan con diritto di riscatto. Il giocatore, che era già stato all'Empoli qualche anno fa, torna dopo praticamente aver trascorso un paio di stagioni nel Milan senza avere lasciato il segno, complici diversi infortuni. Rilanciare la sua carriera è fondamentale per un giovane che comunque era considerato uno dei migliori talenti del calcio italiano. Per quanto riguarda la Juventus, secondo i tabloidi inglesi, i bianconeri sarebbero pronti a pagare 24 milioni di euro per acquistare Jovetic dal Manchester City. La Juventus ha praticamente diverse difficoltà a livello economico in questo momento, perché entro giugno dovrà riscattare giocatori del calibro di Rugani e di Berardi, oltre a altri giovani che sono stati lasciati in comproprietà la scorsa stagione. Ricordo che le comproprietà vanno in scadenza quest'anno e devono essere tutte concluse per regolamento, quindi sarà molto difficile che la Juventus riesca a trovare questi soldi per acquistare il giocatore. Parliamo di Jovetic, che comunque vuole lasciare il Manchester City. Può essere un colpo in prospettiva e si parla anche di un prestito con diritto di riscatto praticamente obbligatorio. Sempre la Juventus è sulla Vezza in queste ore, potrebbe esserci qualche novità nei prossimi giorni, perché i bianconeri sono sempre a caccia di un trequartista. Per quanto riguarda sempre il mercato, abbiamo già letto prima che l'Inter è a caccia di un centrocampista. C'è un'ipotesi suggestiva per quanto riguarda però gli esuberi, perché praticamente abbiamo sentito Eric Thohir, il quale ha confermato la volontà di trasferire alcuni dei giocatori che non riesce a piazzare sul mercato italiano al DC United, squadra americana di cui lui è proprietario. Potrebbe essere un escamotage che permette ai nerazzurri di risparmiare soprattutto sugli ingaggi, ma anche di rinforzare una squadra americana che va ad affrontare un campionato meno competitivo, nel quale giocatori che magari in Europa faticano un pochino possono essere determinanti. Andando avanti sempre con le notizie, segnaliamo per esempio che il Torino in queste ore sta cercando di trovare finalmente la quadratura del cerchio, quando dopo aver avuto diverse difficoltà a inizio stagione, l'obiettivo è quello di costruire una squadra competitiva. Si cerca ancora un giocatore che riesca a dare il salto di qualità. Si è parlato di Lazaros Christodoulos, ma la sorpresa potrebbe essere comunque un ultimo tentativo per convincere Sebastian Giovinco della Juventus, che non vuole assolutamente però lasciare Torino. Il giocatore andrà in scadenza di contratto, probabilmente ha già un accordo con qualche società, si vocifera del Monaco, del miliardario russo, si parla praticamente di un interesse della Fiorentina. In buona sostanza possiamo notare come praticamente questo mercato in questo momento sia praticamente bloccato da quella che è una costante, la mancanza di soldi. Finora tutti i colpi che abbiamo citato praticamente sono colpi che sono arrivati a costo zero, non ci sono grossi investimenti da parte delle società, ci sono solamente grandi promesse. Per esempio parliamo dei giocatori che l'Inter ha intenzione di acquistare nella campagna estiva, se dovesse raggiungere la Champions League, che in questo momento sta diventando praticamente l'ancora di salvezza per tutte le società che hanno grossi problemi economici. Per quanto riguarda la Sampdoria, ricordiamo appunto, abbiamo già parlato di Eto'o e di Muriel, che potrebbero andare a rinforzare un attacco che già conta Okaka ed Eder. La squadra praticamente si rinforza sempre di più in avanti, nonostante la perdita di Gabbiadini, però c'è da notare come praticamente quasi nessuna squadra ha deciso di rinforzare la difesa. Per quanto riguarda, ad esclusione del Napoli, che ha fatto arrivare il croato Strinic a parametro zero anche lui, in una delle tante operazioni che praticamente hanno caratterizzato la stagione. Andando ancora a guardare quelle che sono le trattative di mercato, possiamo segnalare come, scusate un eccoci un attimo, c'è stata una piccola interferenza. È arrivato in questo momento un messaggio, che ci chiede di commentare quello che succederà il 22 gennaio, quando la Cassazione si esprimerà sul ricorso di Moggi e su quello di Giraudo. Quindi probabilmente il messaggio è riferito a Calciopoli. Diciamo che vada come vada,
nessun colpevole andrà in galera. Stante che la prescrizione praticamente copre quasi tutti i reati ascritti, non è possibile fare una previsione a livello giuridico. Sappiamo che ci sono già delle sentenze e che ci sarà probabilmente successivamente sappiamo sicuramente che ci saranno molte polemiche. Per quanto mi riguarda, visto che me l'avete chiesto, posso solo dire che nessun colpevole andrà in galera, che i media continueranno a portare avanti le proprie tesi per amor di bandiera, e che quello che è certo è che in questo processo sono condannati praticamente gli innocenti, quelli che si sono ammalati per colpa della macchina del fango, quelli che non ci sono più e che non c'entravano nulla, quelli che si sono trovati figli in lacrime perché insultati. Sono condannati i tifosi, perché praticamente hanno sempre messo la passione nel calcio, perché il calcio non è ancora cambiato, perché non cambia la giustizia italiana e perché chi controlla preferisce non controllare. Non pagheranno mai i colpevoli, questa è una cosa certa. Non pagheranno perché non pagheranno gli sportivi, non pagheranno gli inquirenti, non pagheranno i magistrati, non pagheranno i giornalisti, non pagherà mai nessuno, perché sono stati fatti diversi errori, di diversi errori da tutte le parti. Non è una questione di prendere una posizione, diciamo che è questione di stabilire che la giustizia deve essere più veloce, deve essere più precisa, deve essere più curata, e quindi per quanto riguarda Calciopoli ritengo che sia lo specchio di un'Italia che ha bisogno di essere cambiata sul serio, a partire dal rispetto di chi praticamente è innocente e anche a tutela della cittadinanza. Serve un cambiamento della giustizia sportiva, serve un cambiamento dei sistemi di giustizia sportiva, altrimenti si continuerà sempre con un sistema che non tutela i tifosi. I tifosi sono la prima risorsa del calcio e troppo spesso vengono dimenticate. Abbiamo società che vengono fatte fallire, altre che vengono salvate, e in sostanza ci sono troppe incongruenze. Per quanto mi riguarda, sapete bene che seguo Calciopoli sin dagli inizi e mi sono fatto una mia idea ben precisa, però io sono un tifoso e penso che chi mi ascolta merita più di un tifoso che fa il giornalista, merita un giornalista che fa il suo mestiere, quindi non voglio prendere una posizione sebbene sia ben noto quello che penso. Diciamo che la speranza è che la Corte di Cassazione riesca a fare un po' di chiarezza, ma i dubbi sono veramente tanti. Andando avanti con le notizie, vediamo un attimino. Che tra le trattative più importanti di questo momento segnaliamo praticamente la volontà del Genoa di continuare dopo la trattativa che ha portato Sturaro alla Juventus, che probabilmente porterà Perin in una squadra straniera, di continuare a valorizzare il vivaio. Il Genoa, insieme all'Atalanta, è una delle squadre che praticamente investe di più nei settori giovanili, che punta moltissimo alla valorizzazione di una di quelli che sono i giovani del vivaio, cosa che non accade purtroppo troppo spesso in Serie A. Segnaliamo ancora: arriva Rosati alla Fiorentina, firma fino al 2016. Palermo, ufficiale il rinnovo di Vasquez, il giocatore era stato oggetto di voci di mercato, ha deciso di rinnovare e di restare con il rosanero, cosa che non farà sicuramente Victor Muñoz, giocatore argentino, anche lui difensore centrale, che andrà in scadenza a giugno e che potrebbe diventare un oggetto dei desideri per diverse squadre di Serie A. Per quanto riguarda il Milan, segnaliamo che sarà fuori per un mese De Sciglio, una grossa tegola per un giocatore che purtroppo in questo inizio di carriera ha subito diversi infortuni, un po' un percorso parallelo con quello avuto da Stefan El Shaarawy e altri giocatori che sono usciti dalla primavera del Milan. Tegola Lazio fuori almeno 3 settimane. Il giocatore brasiliano attraversa anche lui un periodo molto molto negativo. Il padre è stato arrestato per un incidente nel quale è morta una persona in Brasile, e oggi questo infortunio che lo tiene fuori per 3 settimane, ma c'è anche chi pensa che possa star fuori per 4 settimane o forse anche di più. Un grosso problema per un giocatore che, ricordo, nel derby è stato determinante, che praticamente aveva tirato
moltissimo interesse da parte di diverse squadre anche europee. Per quanto riguarda Osvaldo, torniamo su di lui perché Mancini dice: spero in una buona soluzione. Il giocatore vuole lasciare l'Inter a tutti i costi ed è ai margini del progetto dopo la lite avuta con Icardi in occasione di Inter-Juventus. L'argentino non è nuovo a questi exploit. Lui vorrebbe tornare alla Juventus, come abbiamo detto, ma per il momento non se ne parla. Andando a vedere un attimino quelli che sono stati i trasferimenti delle ultime ore anche a livello internazionale, segnaliamo il passaggio di Cosemari, mediano al Levante, che è tornato al Levante, un giocatore di 27 anni. Fernandinho, che dal Gremio passa al Verona, un acquisto, un'ala sinistra parliamo di un'ala sinistra di 29 anni, alto 1,71 m, capace di svariare e di giocare anche come attaccante. Potrebbe essere lui il giocatore che va a far dimenticare Kwani Turbe, che praticamente non è stato sostituito degnamente in questo inizio di campionato. Il Verona è reduce da una sconfitta per 6-1 con la Juventus in Coppa Italia, che ha lasciato parecchi strascichi polemici. La squadra era evidentemente fuori, non era assolutamente concentrata e il risultato è stato una sconfitta devastante. Un altro giocatore fondamentale che si è trasferito, si tratta di Andrej Kramaric, che passa all'Leicester City. È un giocatore di 23 anni che la Juventus aveva seguito, passa per 4 milioni e mezzo con diritto, passa per 9 milioni, scusate, 9 milioni di euro all'Leicester City, e il giocatore comunque è controllato in qualche modo dal Chelsea, quindi un altro talento che viene praticamente, che non arriva in Italia per andare nella più ricca Inghilterra. Per un'ultima notizia prima di dare la pausa: Josie Altidore, attaccante americano che praticamente l'avevamo visto nei mondiali, che si sperava potesse diventare un colpo sorpresa per il Sunderland, si è trasferito al Toronto. Va bene, ci sentiamo tra poco e torniamo tra poco in compagnia di Daniele Damadasi per la seconda parte di Calcio Parlando on Air. Oh! Oh!
dalle isole Seychelles, Daniele Amadasi. Vediamo se è possibile sentirlo subito. Ciao Daniele. Ciao a tutti voi, magari fossimo alle Seychelles, anche se oggi finalmente a Milano c'è il sole, la scighera si è un po' alzata, per cui via le nebbie è comparso il sole, quindi mi mantengo ai 5 gradi. Certo che non serve male ritornare alle Seychelles, dove sono stato anche in viaggio di notte, per cui diciamo che così, Graziano, in parte hai azzeccato un posto che ho avuto la fortuna di vedere. Sì, sono stato profetico. Allora io direi, Daniele, se tu sei d'accordo, di andare a commentare quella che sarà la 19ª giornata di Serie A, che si scandirà tra oggi e domani, e che vede già la Juventus campione d'inverno, ma che comunque regalerà diversi spunti. Sei d'accordo? Sono d'accordo, anche perché la scaletta l'abbiamo fatta ieri, per cui sarebbe assurdo adesso dirti di no. Esatto, mi hai tolto le parole di bocca. Benissimo, direi di cominciare a fare un commento per quanto riguarda Empoli-Inter, una sfida che inizierà stasera che è prevista per stasera alle 18. Che cosa ci dici di Empoli-Inter, Daniele? Non c'è due senza tre, battuta a parte, iniziamo quindi a raccontare quello che potrà vedere la giornata numero 19. Si parte oggi alle ore 18, una sfida importante. Ieri ho sentito in conferenza stampa Mancini che sembrava quasi Zeman, ogni volta che andava magari a incontrare delle squadre più deboli continuava a dire quella squadra è la più forte del mondo, come magari hanno fatto altri giocatori. E Mancini ieri ha detto la formazione di Sarri è una formazione difficilissima, vincere Empoli non sarà un'impresa, però la mia Inter non deve sbagliare assolutamente nulla, quindi dovremmo giocare al massimo. Quindi Mancini, diciamo così, ha già messo un po' le mani avanti. Podolski partirà titolare, Shaqiri non è 90 minuti, Ranocchia vedremo se giocherà, Vidic viene confermato al centro della difesa. Per contro l'Empoli è una formazione che comunque gioca un bel calcio e avrà oggi la possibilità, diciamo così, di avere tutto da guadagnare. L'Inter deve assolutamente vincere, perché l'abbiamo detto, c'è una situazione economica che è incredibile verso il baratro in casa nero-azzurra. Se l'Inter non arriva in Champions League dovrà veramente smobilitare la squadra, perché sennò non riuscirà a rientrare degli investimenti che sarà obbligata a fare a giugno, e poi soprattutto di questo debito che ha di 230 milioni di euro che deve restituire nel giro di 4 anni. Per cui direi una gara che dovrebbe vedere le due dell'Inter, e logicamente qualche altro risultato sarebbe una sorpresa, però ribadiamolo, l'Empoli è una squadra che comunque gioca un gran bel calcio, per cui potrebbe magari esserci anche la sorpresa, direi, dal Castellani di Empoli. Ecco, diciamo, restiamo ancora un secondo sull'Inter. Leggo sulla Gazzetta coppia centrale Vidic-Andreolli. Secondo te l'Inter ha bisogno di un rinforzo in difesa o deve continuare a cercare qualcuno a centrocampo? Ma io andrei sulla fase della mediana, perché Vidic è un giocatore che ha sempre fatto bene in difesa, è naufragato quando l'Inter ha deciso di fare la difesa 3, però se vai a comprare Vidic, che è un calciatore che da 20 anni gioca in difesa 4, non può inventarsi un difensore a 3, cambiano completamente i meccanismi sia di marcatura che di controllo della posizione, per cui Vidic, diciamo così, potrebbe essere un riacquisto in fase difensiva. Andreoli giocherà perché probabilmente non rientrerà Ranocchia dal primo minuto, Juan Jesus è ancora squalificato, per cui l'Inter di sicuro ha bisogno, per me, di un buon giocatore in mezzo al campo, soprattutto anche per raccontare del mercato, visto che è aperto fino alle 2 di febbraio. L'Empoli ha riabbracciato Saponara, che torna quindi in Toscana dopo l'esperienza negativa con il Milan. Viceversa in casa Inter si cercherà di sbolognare via Osvaldo e Nvilà, soprattutto nella sessione di gennaio, perché hanno 2 ingaggi molto pesanti e l'Inter anche da questo punto di vista cercherà di risparmiare. Bene, passiamo quindi alla partita successiva di oggi, prevista per questa sera alle 20:45, Palermo-Roma, una gara che vedrà i rosanero sfidare la principale contendente alla Juventus per il titolo, che dopo il pareggio nel derby deve riprendere la marcia per cercare di raggiungere i bianconeri. Un commento e un pronostico, Daniele? Il pronostico potrei dire un X, perché comunque Palermo in casa quest'anno ha fatto bene, ha recuperato Dybala ed è una squadra che sta rendendo molto bene. Io all'inizio dell'anno non avevo dato credito alla formazione rosanero, invece mi devo ricredere perché sta facendo un gran bel calcio. Dall'altra parte c'è una Roma sempre più nervosa, Totti non si è allenato 2 settimane, evidentemente il selfie non gli ha portato bene perché ha avuto grossi problemi alla schiena influenzale ed è rientrato soltanto ieri a Trigoria. E oggi titolare in attacco della Roma è Matteo Destro, un giocatore che nessuno a Roma vuole, stanno cercando di
di vendere, lo vorrebbero dare al Milan per 20 milioni di euro, ma i rossoneri non hanno un euro da spendere, per cui sarà difficile. Un destro che di fatto non gioca titolare, mi sembra da un mese e mezzo, ma ieri Garzia ha detto destro è importantissimo, ci credo, oggi lo deve schierare al centro dell'attacco, in più non c'è Gervinho, quindi la Roma comunque è abbastanza spuntata, soprattutto avrà dei problemi a centrocampo, ma Icone deve assolutamente giocare perché Olebas non riesce ancora a recuperare, per cui è una Roma che questa sera rischia molto. Ho detto X però per non rischiare magari l'1, però non penso che la Roma riesca a smancare Barbera, se poi ci riuscirà complimenti agli 11 giallorossi. Ecco, sempre per quanto riguarda la Roma c'era una voce legata all'arrivo di Salah dal Chelsea, sarebbe un attaccante esterno che potrebbe far comodo secondo te ai giallorossi? Potrebbe servire perché la Roma comunque sugli esterni ha bisogno, diciamo così, a livello numerico. Borriello parte, logicamente fa soltanto un regalo ai giallorossi perché è andato a rescindere il contratto, guadagnava per non giocare 4 milioni di euro. Penso che se adesso apriremo le linee dicendo chi vorrebbe fare la vita di Borriello, chiamerebbero tutti, anche chi magari non è capace di giocare a calcio, perché questo calciatore per 2 anni e mezzo non ha fatto un minuto sul campo, però ogni anno portava a casa 4 milioni di euro. La Roma quindi va a perdere comunque un giocatore a livello numerico, potrebbe perdere destro, per cui di sicuro un attaccante esterno potrebbe servire, soprattutto considerando che c'è la Coppa d'Asia e Gervinho attualmente, c'è sia la Coppa d'Asia che la Coppa d'Africa, in questo caso Gervinho non è presente perché sta giocando proprio la Coppa d'Africa. Ecco, va benissimo. Allora andiamo avanti e parliamo di quella che sarà la sfida di domani a 12:30, Lazio-Napoli, una sfida praticamente che vale anche come lotta per il terzo posto. Diciamo che praticamente i giallorossi, i laziali vengono dal pareggio di Roma, che comunque è stato abbastanza positivo, anche se la delusione di passare dal 2-0 al 2-2 si farà sicuramente sentire, mentre il Napoli arriva dalla batosta in campionato con la Juventus, che ha lasciato diversi strascichi polemici. Cosa ne dici di questa partita, Daniele? È una gara abbastanza particolare. La Lazio comunque è vero, arriva dopo il derby, diciamo così, quasi buttato via contro la Roma, però ha ottenuto una buona qualificazione in Coppa Italia superando il Torino in settimana per 3-1. Ha perso Felipe Anderson, rimarrà fuori per 45 giorni e soprattutto è una gara in cui domani vedrà pochissimi spettatori all'Olimpico, non perché c'è la contestazione nei confronti del Lazio di Lotito, ma perché la curva nord della Laziale è squalificata, in più non potranno esserci tifosi delle Napoli a seguito, per cui anche a livello di cornice di pubblico sarà molto ridotto, probabilmente ci sarà un audience maggiore a livello televisivo, per cui la Lazio va in campo cercando di mantenere il terzo posto. Il Napoli arriva dopo la scopola contro la Juventus, non sono servite le polemiche per il gol in fuorigioco di centimetri, anche perché molti sono andati a ricordare come ad esempio l'anno scorso anche Napoli aveva battuto la Juventus col gol in fuorigioco di Callejon. Purtroppo sono delle situazioni che magari nel dubbio non si fischia e poi ci si accorge soltanto dopo, oppure a fine partita, che magari un gol era risultato in fuorigioco. Il Napoli in settimana ha vissuto tante polemiche, soprattutto perché Benitez di fatto si sa già che a giugno andrà via, probabilmente partirà anche Higuain nella fase offensiva, e direi l'unica novità è stata Britos, che ha realizzato una rete settimana scorsa e questa settimana ha offerto a tutti i giocatori del Napoli in ritiro a Castelvolturno, è andato a comprare della carne, ha fatto una grigliata, non è una battuta, andate a leggere proprio a resoconto, per cui la notizia della settimana in casa napoletana è stato il fatto che è stata organizzata una grigliata a spese di Britos. Ecco, tu mi parli di queste cose alla 1:40 quando io non ho ancora mangiato, questa è una tortura per me, lo sai, eh? Comunque andiamo avanti e parliamo di quelli che saranno gli appuntamenti del pomeriggio di domani alle ore 15. Cominciamo con Cesena-Torino, il Cesena squadra praticamente con un piede in Serie B che sta avendo grosse difficoltà a livello economico e sta pensando più a vendere che a comprare. Torino che invece vuole provare a rilanciarsi anche in ottica Europa League. Daniele, cosa ne pensi? Cosa ne pensi? Sarà una partita a senso unico o il Cesena può sorprenderci? Ma innanzitutto dico che essendo entrato in diretta alle 13:30 ho avuto la fortuna già di mangiare, quindi a differenza tua ho lo stomaco pieno. Per quello che riguarda invece la sfida Cesena-Torino è una gara stranissima. La SNAI dava delle quotazioni, il pareggio lo quotava 3,80, la vittoria del Torino mi sembra 2,90, quella del Cesena 4, sull'under e l'over c'erano delle quote particolari. È una gara che sulla carta secondo me può finire 0-0, cioè serve a tutti e non serve a nessuno. Il Cesena è destinato a tornare in Serie B e tornerà perché comunque sta cercando
già di svendere alcuni giocatori, soprattutto quelli che hanno un ingaggio alto, una formazione che purtroppo ha ottenuto meritatamente la promozione in massima serie, però non ha ricevuto i finanziamenti giusti per poter rafforzarsi. Dall'altra parte c'è un Torino in contestazione totale con i propri tifosi, che sono, direi, giustamente incavolati con la società perché non è stata capace sia nella sessione estiva che per adesso in questa prima parte di mercato di comprare alcuni attaccanti. Addirittura si parla di cedere Fabio Quagliarella, è tornato Maxi Lopez, però è un giocatore che di fatto è andato più alle cronache per i litigi con Icardi e l'ex moglie piuttosto che per quello che ha fatto in campo, per cui è la classica gara da 0-0 e vedremo come finirà. Io sono andato a scommettere su questa gara, ho scommesso un under a 3,5 e quindi spero di aver azzeccato, considerando che al massimo possa finire 1-1, 2-1 per una squadra, però secondo me sarà il classico 0-0. Ecco, Darmian del Torino dici che resterà in Granato o che potrebbe lasciare la squadra già in questa sezione di calciomercato? Sono in molte le squadre su di lui. Io penso che Darmian verrà ceduto a giugno alla Roma. La Roma dovrebbe girare di fatto al Torino in soldi che andrà a incassare dall'Inter per la cessione di Dodò, per cui Darmian penso che quantomeno fino a giugno rimanga in casa Granata, perché se vanno a vendere anche Darmian ho paura che Cairo possa avere qualche problema grosso a girare a Torino a febbraio per le vie cittadine. Bene, passiamo quindi a Chievo-Fiorentina, altra sfida delle ore 15 che vedrà i Gigliati opposti ai Veneti in trasferta. Una gara che praticamente potrebbe sancire l'addio di Mario Gomez, che praticamente è messo sul mercato da parecchio tempo, visto che non sta rendendo come ci si aspetta. Cosa mi puoi dire, Daniele? A livello di sfide, diciamo così, giochiamo sui pronostici. Penso che sia una gara dove la Fiorentina è favorita, per cui potrei dire pronostico un 2 secco. Il Chievo Verona ha perso Maxi Lopez in fase offensiva, anche se comunque il rendimento dell'argentino, come abbiamo già detto prima, non era stato sufficiente. È un Chievo che comunque si sta rialzando con la cura Maran, però domani parte sfavorito. Per contro la Fiorentina trova Diamanti che dovrebbe esordire, c'è qualche problema soprattutto con Babacar che non ha fatto praticamente sapere di non gradire il poco minutaggio, quindi si è lamentato con Montella, e soprattutto una Fiorentina che, come hai ricordato te, cercherà di vendere Mario Gomez, però onestamente si sapeva che era un calciatore che aveva già dei problemi muscolari quando la Fiorentina l'ha comprato a 20 milioni di euro, adesso dovrebbe venderlo dopo che in 2 anni ha avuto tanti infortuni, per cui sarà veramente difficile venderlo, soprattutto considerando la minusvalenza pesantissima che verrà fatta, e soprattutto vedremo chi andrà a comprare un giocatore pagandolo adesso. Magari potrebbero darlo in prestito a giugno con diritto di riscatto, sperando che Mario Gomez 5 mesi possa giocarli tutti e non avere altri infortuni. Ecco, sempre per quanto riguarda la Fiorentina, non ci sarà ancora tra i pali Neto, ci sarà Tatarusanu. Si è parlato molto di un possibile scambio Giovinco-Neto. Io la domanda che ti faccio è un po' differente. Secondo te è saggio lasciare un giocatore in panchina semplicemente perché non rinnova o avrebbe fatto giocare? Ricordo ad esempio che Giovinco giovedì ha segnato 2 bei gol contro il Verona nel 6-1 della Juventus in Coppa Italia. Cosa ne pensi? Penso che però se non fosse stato Coppa Italia Giovinco non avrebbe giocato. È la politica delle società: se tu non rinnovi e quindi vuoi andare via a parametro zero, di fatto non ti fanno vedere più il campo, per cui secondo me è sbagliato, perché comunque a fine mese al giocatore devi lo stesso pagare lo stipendio, quindi visto che ti pago almeno vai in campo e gioca, soprattutto perché ad esempio sia Giovinco che Neto hanno dimostrato professionalità massima. Sono situazioni particolarissime. Io mi ricordo il caso di Grosso alla Juventus, per 2 anni non ha giocato perché era fuori dal progetto juventino, però adesso la Juventus addirittura l'ha preso e li fa allenare la formazione primavera. Sono dei dubbi amletici a livello calcistico che difficilmente si scopriranno. Lo scambio Neto-Giovinco potrebbe servire alle 2 società, la Juventus avrebbe un vice Buffon e la Fiorentina un attaccante, però Giovinco si è già accordato col Monaco, addirittura ha ricevuto una richiesta ricchissima dal Toronto, per cui dubito che adesso possa andare alla Fiorentina già nella fase di gennaio. Per quanto riguarda la Fiorentina, poi è andata a comprare anche Rosati dal Napoli, per cui di fatto fra poco Neto da secondo finirà terzo portiere dei Viola. Bene, passiamo quindi a Genova-Sassuolo, in programma domani a Genova, a Marassi. Vediamo praticamente le 2 squadre si preparano a una sfida che potrebbe regalarci tantissimi gol. Daniele, cosa ne pensi? Direi sì, io direi che un over anche 2,5, 3,5, c'è una gara con 3-4 gol, possa verificarsi a Marassi. Soprattutto c'è a vedere, anche se
diciamo così, l'unico dubbio potrebbe essere in casa rossoblu, perché Matri ha avuto un infortunio, rimane fuori 45 giorni, Genoa ha già venduto Piniglia e quindi non so domani chi possa proprio giocare al centro dell'attacco della formazione genoana, che a livello di calciomercato dovrebbe adesso, diciamo così, restituire Sturaro alla Juventus. Per quello che concerne invece Sassuolo, ha fatto anche un'ottima gara l'altra sera a San Siro, ha perso magari in maniera non proprio meritata contro il Milan e ha dimostrato comunque di essere in palla, è una formazione che gioca bene al calcio, rispetto all'anno scorso è maturata, e soprattutto la cosa che mi piace è che degli 11 giocatori 9 sono italiani, perché gli unici 2 stranieri sono Sime Versalico, che a giugno partirà, Juventus o Roma vedremo dove finirà, sono riuscito anche a fare la rima, e poi invece l'altro straniero è Taider, che è in prestito dall'Inter nella formazione emiliana. Ecco, hai detto di Versalico, che insieme a Berardi è nel mirino della Juventus, però la notizia del giorno, rilanciata da diversi quotidiani, è l'arrivo di Sturaro in bianconero. Ti faccio una domanda secca: Sturaro alla Juventus vuol dire che la Juve vende Vidal? No, Vidal non lo può vendere, anche perché da ieri sera è ricoverato in ospedale per una tonsillite, per cui ha, diciamo così, questioni probabilmente principali da risolvere. Sturaro è un giocatore che la Juventus ha strapagato, passatemi questo termine, a giugno per 11 milioni di euro pagabili fra premi di diritto d'immagine più cartellino e altro, un giocatore che del giro dell'Under 21, pagato comunque tantissimo, 11 milioni di euro, doveva arrivare a giugno alla Juventus, i bianconeri hanno deciso di averlo già in questa sessione di calciomercato, vedremo dove finirà, però secondo me di spazio per Sturaro per adesso ce n'è veramente poco, considerando che non giocano Giovinco, non giocano Pepe, non gioca Coman, Motta viene pagato però va soltanto in tribuna, quindi direi che la Juventus ha già abbastanza esuberi, per cui mi sembra strano che prenda un giocatore di 21 anni che ha bisogno di giocare per poi magari fargli fare solo panchina, però sono quei misteri che magari una volta cercheremo di fare intervenire Marotta nella nostra trasmissione, gli faremo qualche domanda e vedremo se ci risponderà. Sarei veramente curioso di sentire Marotta. Andiamo invece a San Siro, dove il Milan affronterà l'Atalanta in un derby lombardo che ha il sapore di Amarcord per quanto riguarda Jack Bonaventura, che è passato in estate dall'Atalanta al Milan, e potrebbe diventarlo anche per Baselli, altro giocatore che è cercato dai rossoneri. Il Milan ha appena ufficializzato l'arrivo anche di Suso dal Liverpool, un giocatore giovanissimo, 21 anni, che praticamente dovrà fare esperienza alle spalle di Cerci e che è orientato a schierare il tridente Cerci, Menezza e Shaarawy. Cosa ne pensi di questa sfida? Atalanta che è vittima sacrificale designata, o che può sorprendere come è successo col Sassuolo qualche settimana fa? Ma l'Atalanta potrebbe sorprendere, però è una formazione che quest'anno ha grossissimi problemi in fase realizzativa e non riesce a risolverli, per cui difficilmente l'Atalanta potrà pensare alla difesa del Milan, nonostante la retroguardia rossonera abbia grossi problemi. Adesso De Sciglio rimarrà fuori dei 45-60 giorni, Zapata si è ancora fermato, e un Milan che deve assolutamente vincere la gara per riprendere la corsa Europa League. Incredibilmente ieri mi sembra che Berlusconi non si sia presentato a Milanello e soprattutto non abbia detto questa è una squadra da Champions, perché ogni volta che andava portava una iela incredibile. Ieri non mi sembra che sia andato col suo elicottero a Milanello, per cui magari il Milan domani potrebbe superare l'Atalanta, una gara fondamentale soprattutto, hai detto giustamente bene te, per Giacomo Bonaventura, che è stato uno dei migliori acquisti del Milan nell'ultima sessione di mercato insieme a Jeremy Menez. Per quello che riguarda Baselli, è vero, un giocatore che potrebbe andare via, però l'Atalanta vuole 8-10 milioni di euro, il Milan, ribadiamolo, non ha cassa, il Milan compra soltanto giocatori a parametro zero, perché poi c'è una politica abbastanza particolare. Poi un giorno faremo anche magari una trasmissione ad hoc, cercheremo di raccontare nel dettaglio tutto quello che potrebbe essere il sistema di casa Milan. Logicamente muoveremo già anche i nostri avvocati, perché magari potrebbe arrivare qualche querela. Battute a parte, noi raccontiamo sempre la verità, anche quella che non può far piacere. Il discorso di casa Milan è questo: arrivano ai parametri zero perché qualcuno ci guadagna, il Milan dice di non avere soldi, non li spende, poi li va a spendere invece in commissioni perché qualcuno ha un ritorno economico, e soprattutto poi il livello di ingaggi altissimi. Però direi che Baselli difficilmente potrà finire al Milan. Ho capito, benissimo. Sempre per quanto riguarda il Milan, c'è un giocatore che si è fatto notare in questi giorni, ed è Giampaolo Pazzini, che però col Milan non rinnova e anche lui potrebbe lasciare Milanello. Dove andrà secondo te Pazzini? Domanda secca. È un altro parametro zero, doveva andare via, in teoria doveva finire alla Roma, però di fatto il Milan
per avere Mattia Destro dalla Roma, gli ha detto: ti do 10 milioni di euro, te li pago in 2 anni e poi ti do El Shaarawy o Pazzini, quale vuoi di due? La Roma gli ha detto: non voglio nessun giocatore, se vuoi Destro mi dai 20 milioni di euro cash, di cui 5 adesso a giugno, poi gli altri, cioè a gennaio, poi gli altri 15 a giugno. E quindi si è fermato tutto. Il giorno dopo il Milan ha detto: tolgo Pazzini dal mercato. Lo toglie dal mercato perché Pazzini non vuole andare da nessuna parte, soprattutto perché a giugno va via a parametro zero, quindi come Giovinco e Neto andrà dove gli verrà offerto lo stipendio più alto. Questa è la questione dell'attaccante rossonero, che direi comune a tutti quelli che di fatto sono in scadenza contrattuale. Sì, diciamo che ci sono alcune differenze, ci sono giocatori che magari accettano di andare in un'altra società per cominciare a giocare, ci sono altri che invece sono già d'accordo già da quest'estate con il nuovo club, hanno accettato delle offerte che non possono essere che adesso possono essere rese pubbliche, ma che i giocatori aspettano fino all'ultimo minuto prima di pubblicizzare per evitare di avere i problemi con i tifosi. Questo tipo di situazione sta bloccando parecchio il mercato. Andiamo quindi a Parma-Sampdoria, dove al Tardini i Ducali vanno a sfidare una Sampdoria che è reduce da un buon inizio di stagione e che punta anche lei ad arrivare tra le prime 3, quindi giocarsi la Champions League la prossima stagione, magari con il presidente Ferrero che andrà a Wembley. L'ultima notizia di mercato è l'arrivo di Eto'o. Eto'o è ancora un giocatore valido, e comunque cosa ne pensi di questa sfida? Ma la domanda è: Eto'o ha veramente 33 anni? Poi, dopo aver risposto a questa domanda, diremo che Samuel Eto'o sarà presentato lunedì, vedremo se esordirà proprio contro la sua ex Inter in Coppa Italia, vedremo se Muriel, dopo che non ha passato le visite mediche, finirà lo stesso alla Sampdoria. La Sampdoria ha detto che non lo vuole più pagare 12 milioni di euro, vuole lo sconto, però è andato a chiedere sconto all'Udinese, che è una formazione che non conosce cosa voglia dire il termine saldo. Poi, per quello che riguarda Ferrero, ieri era contentissimo perché gli hanno tolto di fatto la squalifica per quella frase nei confronti di Toir, l'aveva definito filippino, qualcuno non aveva gradito questo termine, era stato squalificato, e invece ieri, diciamo così, ha vinto l'appello, per cui in casa Sampdoria tutti felici e contenti. In casa Parma invece i punti sono d'oro. Cassano domani vedremo se giocherà o meno contro la propria ex formazione. Una gara, direi, che potrebbe a livello di pronostico finire anche in pareggio, secondo me. Bene, hai parlato dell'Udinese di Muriel, l'Udinese che sfida il Cagliari domani allo Stadio Friuli. Anche qui una partita che sulla carta sembra essere già decisa. Sulla carta sì, sembra essere già decisa, però non lo so, perché l'Udinese in questo periodo non sta giocando bene. Aveva iniziato, direi, bene la propria stagione, nell'ultimo periodo invece ha avuto qualche peggioramento, soprattutto a livello di gioco. Il Cagliari invece è una formazione che è nata male a livello di mercato, adesso si sta un po' ricorrendo ai ripari, però è una squadra che comunque manca di un attaccante, e senza un attaccante il Cagliari difficilmente riuscirà a ottenere la salvezza in questa stagione, oppure sì, difficilmente non la atterrà, ma se la dovrà giocare fino all'ultima giornata, probabilmente col Chievo Verona, perché io penso che Parma e Cesena di fatto siano spacciate quest'anno e già con un piede in Serie B. Ecco, hai lasciato fuori l'Atalanta dalla sfida, dalla corsa per la salvezza, ma credo che anche l'Atalanta in questo momento abbia un po' di difficoltà. Hai parlato di Chievo Verona, parliamo dell'altra squadra Scaligia, il Verona, che affronterà ancora la Juventus dopo la sconfitta per 6-1 di giovedì scorso, sempre allo Juventus Stadium, partita che è in programma alle ore 20:45. Per la Juventus, che come abbiamo già detto sarà orfana di Arturo Vidal, si tratta di giocare una gara che potrebbe essere più difficile del previsto se i giocatori dovessero rilassarsi e pensare che il Verona sia quello visto giovedì scorso. Cosa ne pensi, Daniele? Facciamo una battuta: Juventus e Hellas Verona domani si gioca il secondo set. È vero, l'Hellas Verona non sarà quella di Coppa Italia, però i giocatori 9/11 saranno quelli. È una squadra che ha grossissimi problemi in fase difensiva, e soprattutto Rodriguez, l'abbiamo visto, è un danno incredibile, quindi è una gara dall'1 stecco. Magari la Juventus non la vincerà con la goleada come l'altra sera, però penso che non ci siano problemi. Cambieranno molti giocatori in casa Juventus, in casa Hellas Verona no, magari Toni tornerà a fare l'attaccante, però se la Juventus, devo dire, difenderà in maniera tranquilla, e quindi riuscirà magari a limitare qualche avanzata del Verona, non dovrebbe avere alcun problema. Per me è una gara secca e penso che comunque almeno 3 gol la Juventus possa farli ancora all'Hellas Verona, perché è vero,
non è Coppa Italia, non è campionato, però le problematiche dell'Hellas Verona l'altra sera sono venute fuori, le abbiamo viste tutte e ho paura che siano anche confermate domani sera. Bene, bene, ti ringrazio Daniele. Allora, direi che siamo quasi in chiusura e cominciamo a metterci un po' d'accordo. Io adesso vado a mangiare da Giannino e lascio praticamente che paghi te il conto quando ripassi più tardi. Siamo d'accordo? Sì, tu vai pure a Giannino, direi a nome di Adriano Gagliani, perché comunque Giannino direi con lui ha molti legami, oppure dici che sei amico del figlio di Gagliani, oppure dell'ex cameriere che oramai ha preso la licenza UEFA e va a comprare i loro giocatori, per cui direi che puoi andare a mangiare lì tranquillamente, però forse se dici che sei amico di Gagliani mangerai meglio rispetto che dare il mio nominativo, per cui buon appetito a te, Graziano. Va bene, ti ringrazio e ti saluto Daniele. Ci sentiamo la prossima volta. Grazie a voi. Ecco, no, ricordiamo che torniamo in onda lunedì a partire dalle 15:30 con la nuova puntata di Calcio Parlando. Perfetto, benissimo. Arrivederci da Graziano Campi e da Daniele Madasi. Arrivederci. Avete ascoltato Calcio Parlando.